Ciao, buongiorno, benvenuti a Birzee. Grazie. Siamo nelle colline interne fra Alcamo e Camporeale e i nostri vigneti vanno da un'altezza di 200 a 400 metri. Questo è molto importante per noi perché ci permette di avere gli stessi vigneti, le stesse tipologie piantate ad altezze e esposizioni differenti, in modo da avere più struttura, più freschezza, tempi di maturazione differenti e di raccolta differenti. Queste sono le nostre vasche in cemento. Come vi raccontavo prima, col terremoto del 68 la cantina per fortuna non ha subito danni, se non ovviamente al tetto, e le vasche sono rimaste perfettamente intatte. L'unico elemento, diciamo, nuovo che abbiamo introdotto sono delle lastre all'interno e delle piastre per poter controllare la temperatura durante la fermentazione. Mio padre mi racconta sempre di quando ha iniziato che passava ore e ore a controllare la temperatura perché ancora questa novità non c'era. Dopo la fermentazione in cemento passiamo a un affinamento in acciaio. Passando tante ore qui abbiamo pensato di dipingere il tetto come il cielo, così. E questa è una stanza che racconta un po' il nostro percorso, la nostra storia. Ci troviamo nell'azienda dei Punti di Scadatore, abbiamo il piacere di stare insieme a Francesco e sappiamo che ci sono delle importanti novità per l'enoturismo. Allora, intanto siamo alla fine di tutto quello che avete visto, drone compreso immagino. Vi aspettiamo, sì, è chiaro che vi aspettiamo. Le novità le vedrete qua. Venite a poco alla volta, non tutti assieme, perché così potete godervi ancora meglio questa esperienza. Grazie.